Un saluto agli amici di MTB Channel, è un piacere essere qui questa sera per presentare un qualcosa di importante per quanto riguarda il ciclismo, per quanto riguarda però il ciclismo 360 gradi. Tradizionalmente MTB Channel, mi rivolgo a voi che tradizionalmente seguite appunto le trasmissioni del nostro amico Battista, seguite con attenzione quello che è l'aspetto tecnico e agonistico delle varie gare che si disputano sul territorio lombardo e non solo. Da questa sera, da Vedano al Lambro, apriamo un qualcosa di particolare che va al di là del solito e tradizionale chiacchiericcio per quanto riguarda il ciclismo. Parliamo anche di commerciale, perché è molto importante per voi ciclisti, siete tantissimi che praticate appunto il mondo delle due ruote, conoscere anche quello che c'è dietro alla bicicletta, a quello che è il discorso anche dell'immagine, della promozione del ciclismo. Noi siamo venuti a trovare degli amici che ci hanno chiamato e ci fa molto piacere. Ripeto, siamo a Vedano al Lambro, siamo proprio alle porte di Monza, a pochissimi metri da quello che è il parco di Monza, l'autodromo, quindi siamo anche a pochissimi chilometri da Milano, e siamo venuti a trovare questi amici che da qualche anno, da un anno e mezzo appunto, hanno messo in atto questo progetto importante che si chiama Novo Bike. Che cos'è Novo Bike? Cosa fa Novo Bike nel ciclismo? Ne parleremo tra poco con uno dei titolari, Fabio Galli. Lo abbiamo presentato. Ciao Fabio Galli, titolare, uno dei titolari di Novo Bike. Presentiamo anche l'altro titolare che per motivi di lavoro è assente questa sera. Sì, si chiama Luisa Erba, è l'altra titolare insieme a me di Novo Bike, fondatrice della Novo Bike. Io nella presentazione ho parlato che Novo Bike non vuole essere solamente quello che è un punto di riferimento del solito ciclismo a livello tecnico e agonistico, ma va ben oltre. Ce lo spieghi esattamente? Sì, certo. Allora, la nostra attività è un'attività commerciale, logicamente. Vogliamo dare qualcosa di più oltre alla semplice vendita di biciclette e di accessori. Noi abbiamo fondato Novo Bike perché eravamo appassionati di bici, di mountain bike, di bici da strada, di bici in generale. La nostra passione l'abbiamo portata all'interno di questo negozio e vogliamo condividerla con i nostri clienti. Vendiamo biciclette, facciamo assistenza sulle biciclette, abbiamo qua, come potete vedere, un parco di bici test da dare a provare ai nostri clienti, quindi non è la semplice vendita e assistenza di bici. Cerchiamo di creare passione insieme alla gente che ci viene a trovare e ai nostri clienti. Dopo parleremo con un altro personaggio che ruota attorno a Novo Bike per quanto riguarda anche la preparazione dell'atleta, che è molto importante. Allora, tu hai specificato molto bene che siete nati nel 2014, qualche anno fa, avete un po' messo da parte quello che era la vostra passione da amatori, però questa passione adesso la trasmettete offrendo delle biciclette molto importanti, biciclette di aziende molto importanti, ed è giusto anche appunto a chi ci ascolta adesso ricordare e rimarcare quali sono queste aziende. Certo, noi lavoriamo con due marchi prestigiosi, Trek e Cannondale. Abbiamo praticamente tutta la gamma sia di Trek che di Cannondale, sia mountain bike che da strada, più, vista la zona dove ci troviamo davanti al parco di Monza, abbiamo anche una serie di bici ibride, di city bike adatte al territorio in cui noi svolgiamo la nostra attività. Ecco, una cosa molto importante che hai rimarcato, il fatto da quest'anno soprattutto anche la Federazione Ciclistica Italiana ci tiene tantissimo a quello che è il discorso della urban bike, c'è anche una tessera particolare delle bici elettriche, anche voi date questo contributo, quindi chi ci ascolta, diciamo il genitore che porta anche il bambino all'asilo o colui che solo per divertimento vuole passeggiare con la bicicletta per le vie di Monza e di Vedano al Lambro, c'è la possibilità anche di acquistare questi tipi di biciclette ibride? Assolutamente sì, sia Trek che Cannondale hanno una gamma completa, cioè partono dalla bici da bambino per passare a city bike, bici ibride, bici
da città, per arrivare poi alle mountain bike, alle bici da corsa, top di gamma, insomma bici di assoluto pregio. E all'interno del nostro negozio si può trovare un po' di tutto, nel senso si trovano sicuramente i top di gamma, le Trek Monda, le Super Six, i telai alto modulo in carbonio, ma si trovano anche una serie di bici, come dicevo prima, appunto adatte al territorio in cui noi svolgiamo la nostra attività, quindi bici per andare nel parco di Monza, per girare in Brianza in tranquillità, anche con i bambini. C'è anche la possibilità di venire, di venire a Novo Bike e non trovare solamente biciclette? Punto di domanda, altre cose? Beh, i titolari, una birra con i nostri clienti non Pagate voi però? paghiamo noi assolutamente, abbiamo un frigorifero assolutamente sempre rifornito, che abbiamo un tavolino là dietro dove ci mettiamo assieme ai nostri amici e clienti a disquisire di mountain bike, del mondo della bici in generale. E abbiamo una buona officina, nel senso che curiamo particolarmente la messa a punto, la riparazione delle biciclette, curiamo degli atleti che fanno delle gare e anche le persone normali che non gareggiano, che utilizzano la bici come passione. Ecco, adesso io faccio finta di essere un cliente ed sai benissimo che siamo in un periodo difficile. Io sto guardando le biciclette, sono biciclette e mezzi meccanici straordinari, professionali, però ci avviciniamo un po' anche a quello che è il portafoglio dei clienti, perché insomma bisogna anche porci questa domanda. Beh, ci sono bici un po' di tutti i prezzi, allora noi evitiamo le cose non sicure e che non ci piacciono, insomma le bici della grande distribuzione le lasciamo alla grande distribuzione. Noi, come dicevo prima, trattiamo due marchi, Trek e Cannondale. Partiamo da biciclette attorno ai 350 euro a salire fino alle Madone da 13.000 euro. Bike test, brevemente cosa significa bike test? Cosa fate con i biker? Allora, bike test, abbiamo in questo momento 9 bici in test, quindi Cannondale ci ha supportato in questa nostra richiesta. Sostanzialmente abbiamo 9 bici di tipologia diversa, abbiamo l'enduro, abbiamo le cross country, abbiamo le bici da corsa, le Synapse, abbiamo le Habit che sono i nuovi modelli di Cannondale, le trail bike. Semplicemente chiunque può prenotare per il giorno che preferisce la bicicletta e noi gliela diamo in test. Tendiamo a darla per un tempo congruo ad un test, quindi la diamo una mezza giornata, o tutta la mattina o tutto il pomeriggio. Questo è l'angolo, lo spazio che adoro di più. Ecco, bravissimo, davanti a queste birre particolari, ma cerchiamo di essere seri. Siamo con uno dei collaboratori del team Novo Bike, ciao Davide, poi conosceremo un altro collaboratore molto importante per quanto riguarda il negozio. Con il titolare abbiamo in qualche modo accennato qualcosa di importante per quanto offre Novo Bike a livello di biciclette, però c'è tanto altro all'interno del negozio Novo Bike. Sì, Novo Bike non si ferma chiaramente alle biciclette. Io ho sposato questo negozio perché vi ho trovato dentro abbigliamento, accessori, scarpe. Ho scelto di trovare qualcuno che potesse darmi tutto ciò che mi serviva, non solo per andare più veloce in bici, ma più comodo. Quindi un vestiario B-Bike, piuttosto che il vestiario originale Cannondale, piuttosto che scarpe 510, i materiali Bontrager, che sono tutti prodotti di prima qualità. Cioè non c'è un prodotto che sia tirato fuori in questo negozio così per divertimento, cioè ho bisogno di qualcosa che mi faccia guadagnare di più. No, ho bisogno di qualcosa che faccia sì che questo negozio venga annoverato tra quelli che ha accontentato sempre il cliente. Poi c'è da dire che non ci fermiamo qua, perché gli accessori chiaramente sono una parte del divertimento. Novobike è riuscito a stringere degli accordi con, ad esempio, l'MTB Fun Trail, che è un team, una SD, che fa corsi dedicati alla mountain bike, all'enduro, all'all mountain. Quindi ci spostiamo anche in un ambito di imparare a divertirsi, imparare a stare su una mountain bike. Noi per primi poi abbiamo iniziato subito, quando abbiamo aperto, a fare corsi di meccanica, quindi
Perché a casa non fare una piccola manutenzione ad aiutarsi da soli e poi andare dal meccanico quando veramente c'è la necessità o quando c'è la cosa più grave? Ma soprattutto fare il corso non serve per a casa mettersi lì 20 strumenti e essere il più bravo, ma se siamo in giro sapere cosa c'è successo. E via questo sono iniziati a arrivare richieste su corsi di alimentazione. Allora faremo serate di alimentazione. Stasera si terrà una serata dedicata al mental coaching, cioè l'allenamento mentale. Vado in bici, ci vado con le gambe e col fisico, ma non ci vado molte volte con la mente. Via anche questa serata. Adesso ci è stato chiesto di fare una serata per la postura, per la biomeccanica. Infatti stasera c'è qua anche il nostro biomeccanico che stiamo approntando anche questa serata. Quindi un negozio di bici non deve essere soltanto un posto dove io vengo e guardo quello che mi piace, ma vengo, guardo quello che mi piace e trovo quello che mi necessita realmente, su, sotto, a destra e a sinistra della sella. Cosa importantissima. E siamo con Rosario. Ciao, Davide mi ha appunto fatto un assist per presentarti, un responsabile biomeccanica. Stavo pensando, mentre parlava Davide, il fatto come i ciclisti sono sempre più esigenti anche nel preparare la gara. C'è un calendario folto ormai sia per quanto riguarda mountain bike sia per quanto riguarda la strada, sia soprattutto cross country, ma soprattutto gran fondo e marathon. Perché un atleta deve venire da te? Perché deve venire da Novo Bike? Ma sostanzialmente arrivano qua prevalentemente per avere una posizione in sella corretta, soprattutto convinti che sia necessario per le bici da corsa. In realtà non è così. La posizione corretta in sella è necessaria anche sulle mountain bike, soprattutto quando usiamo gli SPD. Questo per un motivo semplice, perché nel momento in cui noi vincoliamo i nostri piedi ai pedali, quindi tramite gli attacchi, creiamo una catena cinematica chiusa e di conseguenza tutto quello che non viene correttamente non avviene correttamente nel movimento, perché appunto essendo vincolati possiamo avere delle ginocchia per esempio che tendono verso l'esterno, tendono verso l'interno, ma soprattutto tutta la regolazione anche delle tacchette, oltre all'altezza sella, alla distanza tra la sella e il manubrio, tutta questa serie di parametri può comportare, soprattutto sia alla lunga, ma alle volte quasi immediatamente, dei problemi poi seri a livello soprattutto di quelli che sono i tendini, perché dolori muscolari, a meno che poi non continuino e quindi l'infiammazione poi mi diventa una cosa più seria, in qualche modo diciamo che possiamo risolverli se li prendiamo in tempo, no? Però i tendini sono quelli che poi ne possono risentire anche in maniera drastica. Io ti interrompo perché mi voglio anche comunicare al ciclista se non è importante solamente salire sulla sella e pedalare, vero Rosario, è importante Non che farsi male. esatto, ma che qualcuno possa indicare all'atleta, al ciclista cosa deve fare per poter poi partecipare ad una marathon di 170-200 km. Sì, in realtà la filosofia che abbiamo adottato, cioè che ho adottato io, ma diciamo anche in collaborazione con un osteopata che casualmente frequenta Novo Bike, è quella che non deve essere il corpo ad adattarsi alla bici, ma la bici ad adattarsi al corpo. Perché io Novo Bike fa tutto questo comunque. Certo, perché sostanzialmente io posso anche aspirare a fare, non so se parliamo di mountain bike, posso fare la sella Ronda Hero, però non è detto che la mia preparazione fisica, ma non tanto a livello di resistenza o di esplosività, ma a livello posturale, ma con la postura io intendo proprio l'elasticità del corpo. Non è detto che la mia elasticità mi consente di mantenere in sella una posizione aggressiva tipica dell'agonista e che quindi la posizione che io vado a studiare e vado comunque a Valutare? sì, sull'atleta dipende dalla sua condizione fisica di partenza. Chiaramente se poi nei 6 mesi, nell'anno, nei 2 anni questa persona, oltre a curare l'aspetto puramente diciamo legato alla prestazione fisica,
cura anche l'aspetto posturale, si può anche pensare di ottenere posizioni più aerodinamiche, più aggressive, improntate più alla resa che non alla comodità, perché più vado a sistemare una persona per la massima esplosività, per la massima potenza, e più deve rinunciare a star comodo. Io ti interrompo perché questo qua va avanti fino a domani mattina, non abbiamo tempo, vero Battista? Io sto guardando il titolare di MTV Channel. Allora io direi andiamo a concludere questa bellissima presentazione di Novo Bike, ricordando che appunto Novo Bike a Vedano al Lambro, via Cesare Battisti 61/63, ho ancora una buona memoria, nel senso non ho ancora bevuto la birra. Troverete un po' di tutto, nel senso che dal mezzo meccanico, l'abbigliamento, le scarpe, gli occhiali, integratori, biomeccanica, c'è un po' di tutto. Bisogna però fare la giusta promozione, la giusta immagine, quindi bisogna anche ricordare il vostro sito, il vostro portale, perché il biker, il ciclista può trovare ogni mese, ogni settimana qualche novità importante che prima appunto Davide ha voluto ricordare. Allora, abbiamo iniziato col titolare, il titolare chiude con un saluto e ricordando ovviamente anche i vari passaggi dei social network del sito. Certo, allora ci trovate su internet www.novobike.it, attraverso il nostro sito potete anche prenotare interventi di officina, iscrivervi alle serate che organizziamo, eccetera. Stessa cosa si può fare con un'app gratuita scaricabile sia per Android che per Apple. Siamo presenti sui maggiori social network, Facebook, Instagram, Google+. E niente, credo di aver detto tutto. Grazie e salute a tutti. Aspettiamo la Novo Bike. Ciao, sono ancora Davide. Per dirvi un'ultima cosa, Novo Bike non è soltanto una questione di passione, ma è passione per gli altri. Noi ricordiamo sempre come le persone che entrano qua possono entrare con un sogno, come il nostro caro ormai amico Gianchi G, che è entrato per prendere una scatola per spedire una bicicletta per fare una gara, e noi non abbiamo dato il massimo, l'abbiamo portato sulle Fiandre, l'abbiamo vestito, attrezzato, fatto correre, ma con un unico obiettivo: far sì che il suo sogno di fare solo i primi 100 metri di una grande gara importante, 4.500 km da percorrere in 16 giorni, fosse possibile. A noi sono bastati i primi 5 metri per far sì che una passione come quella del ciclismo si radicasse completamente dentro una persona, e tutte le persone che entrano da quella porta per noi sono sognatori di biciclette che vogliamo accontentare in tutti i modi possibili. Non siamo solo un'entità commerciale che può offrirvi di tutto, siamo passione allo stato puro. Grazie.